Si può credere che una città bella e ricca come Venezia sia stata esente dagli effetti della Prima Guerra Mondiale. Invece Venezia fu colpita anche più di altre città, essendo molto vicina al confine con l'impero austro-ungarico, nemico dell'Italia durante la Prima Guerra Mondiale. L'itinerario che proponiamo toccherà alcune zone della città, colpite dalla Grande Guerra. Quando scoppiò la guerra, la stazione dei treni Santa Lucia, opera austriaca del 1861, era il principale obiettivo militare delle truppe austriache, poiché crocevia per gli irredentisti in arrivo e i veneziani in fuga. Il 24 ottobre 1915 l'aviazione austriaca, nel tentativo di colpire la stazione, colpì erroneamente due edifici religiosi situati nelle sue vicinanze. La chiesa degli Scalzi, della quale fu distrutto il tetto con l'affresco del Tiepolo che rappresentava il trasporto della casa di Loreto, e la chiesa di San Simeone Piccolo, che perse una delle colonne del portico. Il nostro cammino ci porta ai piedi del Ponte delle Guglie, dove possiamo vedere delle lapidi che ci fanno comprendere quanto questo conflitto abbia inciso nella memoria di questa città. Guardando queste lapidi, sparse per tutta la città, possiamo solo immaginare il grande numero di giovani che si sacrificarono per la patria. Proseguiamo verso il ghetto. Nonostante la memoria di questo quartiere speciale ci riporti alla Seconda Guerra Mondiale, qui troviamo due lapidi commemorative dedicate ai due conflitti mondiali. La prima testimonia come nella prima guerra gli ebrei combatterono a fianco degli italiani, e la seconda ricorda le vittime della Shoah, gli stessi ebrei che una trentina di anni prima erano utili alla patria, ora non solo non lo erano più, ma erano stati perseguitati e uccisi. Campo dei Mori, dove a causa di un'incursione aerea fu distrutta completamente una casa. Una delle 4 statue dei Mori perse la testa e il suo naso fu distrutto, poi sostituito da un naso di metallo che si dice che porti fortuna a toccarlo. Arriviamo quindi alla Misericordia, dove Cesare Battisti fece il suo discorso a favore dell'entrata in guerra. Gli interventisti si riunivano anche a Ca' Faccanon, ex sede del Gazzettino, dove venivano accolti dal direttore di allora Giampiero Talamini. Ci dirigiamo verso la sede del comune, dove troviamo la lapide di Nazario Sauro, uno dei principali eroi di guerra. Nato in Istria, venne impiccato come Battisti perché si riteneva italiano. Qui troviamo anche il famoso discorso di Diaz alle truppe. Concludiamo il nostro itinerario nel cuore della città, Piazza San Marco. Qui, a pochi metri dall'entrata della basilica, sul pavimento, si trova una piccola targa che ricorda il luogo dove cadde una bomba, che miracolosamente non danneggiò la basilica e i suoi meravigliosi mosaici. La caduta delle prime bombe sulla città rappresentò un vero e proprio attentato al suo patrimonio artistico, tanto che si iniziò a pensare a vari modi per conservarlo e proteggerlo. Al giorno d'oggi non è necessario che ci sia un conflitto in corso per difendere quella che è l'anima di una città. Ognuno di noi, che sia cittadino o ospite, deve comprendere l'importanza di preservare questo patrimonio culturale universale.